CP mi ha distrutto andare via in bici, a parte che ho preso l'influenza o il covid, non lo so, e no, scaga prima, sai di quelle raffiche di vento ti spostavano il camper, proprio senti boia, cattivissime. Sono sempre a San Francesco e sono sempre l'unico camper, non ho vicini, però vedi ogni tanto qua che staria ben dei vicini, cioè voglio dire, sentirti da solo sperso così in tel nulla non è sempre piacevole. Oh, basta che non... CP, hai paura? No, basta che non si arrivi addosso un albero. Però vediamo zia sempre. Io accendo la macchinetta e finisce tutto. E adesso la tengo accesa, mi faccio venire le cervicali con 3 kg di macchinetta in braccio apposta. Viene fuori il sole fra un po'. Miseria, sono arrivate di quelle bombardate che non si capiva se era un temporale o una frana. E porco cane, mi sento proprio solo qua. Sì, vabbè, CP, guardiamo il lato positivo. Abbiamo tanto cibo, quindi non moriamo di fame. Abbiamo il pieno di GPL, anche se siamo attaccati alla corrente, la colonnina tiene alla grande, quindi ci stiamo riscaldando a corrente, stiamo facendo tutto a corrente. Abbiamo acqua all'infinito e basta. E siamo dentro un pulmino che insomma è bello massiccio, è coibentato, vero CP? Diciamo, c'è sempre... Appunto, c'è sempre l'emozione, però con diciamo un 50% di emozione e un 50% di serenità, insomma, della serie sì, ok, ti sposta il camper, cioè c'è un tempaccio, però non te lo rabalta il camper, voglio dire, e comunque non si spegne la stufa, stai al calduccio, cose CP. È bello provare tutto nella vita, cioè sia con Scarosso provare l'avventura che con questo, e così è la vita. Chi più prova più ha. Ma sai che appena ho tempo e voglia metto quella luce lì neutra anche davanti? Perché fa un sacco di luce, il colore è neutro, ok, la temperatura, e consuma la metà, porco Giuda, sì, non proprio la metà, però se una consuma 5, l'altra consuma 3, quindi insomma quasi la metà. No, volevo fare un piccolo angolo camperistico, mi mancava, e sì, perché sempre a parlare di avventure, dei viaggi e di vagina e del lavoro, no, bisogna parlare anche dei camper ogni tanto. Allora, niente, io ho visto che ho testato più volte la coibentazione di Pulmin, sia per quanto riguarda le temperature che è eccezionale, per il vento, la pioggia, eccetera, eccetera. Devo dire che mi pecca un po', e questo ti può essere utile per capire il funzionamento di un po' tutti i camper, sulle finestre, su certe giunture, tipo la maniglia della porta che entrano spifferi, eccetera, eccetera. Quindi Pulmin monta anche delle Seitz che dovrebbero essere il top come finestre, no? Come marca di finestre, però top o non top, Pantegana o non Pantegana, queste finestre sono comunque una boiata perché sono chiuse schiacciate in una guarnizione e anche poco schiacciate nella guarnizione e hanno dei stupidissimi gancetti che se uno vuole rubarti in 2 secondi apre la finestra. Vabbè, purtroppo è da ormai 40 anni che fanno ancora queste finestre e ancora continuano a farle, porca miseria. Un po' di innovazione produttori, no, fa schifo. Vabbè, in ogni caso, come si ovvia a ciò? Guarda a sinistra, vedi? Gli oscuranti esterni sono chiusi, in più anche delle belle tende pesanti che possono essere utili sia per l'estate che per l'inverno. Diciamo adesso no, entrano ancora spifferi e molti anche nella parte questa, guarda, questa qua, questa roba qua, senti? Eccoli qua. Quindi, a che cazzo serve avere riscaldamenti da 15.000 euro piuttosto che doppi riscaldamenti, eccetera, eccetera, se dopo i produttori e finestre non gli è buoni neanche a fare una finestra? Sì, c'è un'altra soluzione che l'ho imparata in Toscana. Da me senti sempre dire gli oscuranti esterni certo, senza ombra di dubbio, non si discute, però accidenti diventano molto scomodi, soprattutto se utilizzati in tutte le finestre. Io mi pare ce l'avevo perché poi mi aveva l'oscurante anche di questa finestra qua. Ti dico, nelle maniglie se hai conoscenze o capacità o puoi farlo tu, si fa uno stampino in plastica con le stampanti 3D o vai a fare un falegname, ti fai fare tipo un coperchio per coprire un attimo, tappare, no, la parte della maniglia dove entra un casino di vento durante l'inverno, altrimenti poi per quanto riguarda
parte la guarnizione della porta, che solitamente è consumata sempre la parte sotto perché entrando in camper la si pesta, ok, con le scarpe, lì è utile mettere due straccetti e magari sopra delle scarpe. Nel frattempo ragazzo, non so se si vede, no, non si vede, che peccato, no, non si vede niente, vabbè, qua è iniziato a nevicare e le temperature previste saranno di meno 8 gradi. Ah sì, guarda che bella sta ciotolina. Ah, qualcuno ha visto lo yogurt greco che ho trovato dentro la Magic Box e dice io vorrei, guarda che educata, troppo educata. Brava Amy, brava. Mamma mia, dove si trova un altro cane così, eh? Dove trovo un altro cane così? Non ho paura Amy. Ok, no, perché stanno arrivando pompate di vento veramente importanti, veramente forti. Quindi, Amy, confidiamo. Oh, sempre guarda, però, vedi, io parlo, finisce tutto. Senti, guarda. Zen. Ok, quindi in ogni caso confidiamo nella massicciosità di Pulmin. In ogni caso sta nevicando tantissimo e fuori è già bianco. Le ombre dei fantasmi del passato si chiedono ma quanto bene stavo io in pianura e che dovevo andare via con la Singano Bike. Wow, è il cazzo di oscurante di merda che si è staccato, i 350 euro peggio spesi nella mia vita, veramente ce l'ho ancora su, Dio caro. Adesso sbatterà per tutta la sera perché si è staccato l'attacco con la clip. Bene. CP, potrebbe essere che uno va un po' in sbattimento perché nel mezzo, senti, come tondola il campo. Ecco, salta la corrente e tutto quello che vuoi, ma cos'è invece che a Singano fa arrabbiare? Che l'oscurante si stacca? Sì, Singano è incassato per quello, vero Amy? Wow, sono andato a fare un giro fuori per vedere se riuscivo a rimettere a posto la corrente. No, qua non si vede, vedi lì è caduto un albero e dove avrei dovuto parcheggiare io perché qua a fianco c'era un camper. Io invece ho detto no, questo era il mio posto, mi metto cozza, tanto un po' l'altro era andato via e quindi mi sono risparmiato l'albero addosso a Pulmin e pezzi di rami ovunque. Comunque sì, è stata una bella tempestata forte, veramente forte. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli.